Vincere per continuare a sognare una classifica che al momento vede il Palermo Futsal Club al primo posto. Un saluto qui da Marco Genduso di Sportisili per commentarvi la sesta giornata del campionato di Serie D, girone B di Palermo. Oggi vediamo infatti la formazione rosanero allenata da mister Natale Gentile, affrontare l'Oratorio San Giovanni Battista alle ore 17 quest'oggi, 2 dicembre 2023. Iniziamo subito con le prime statistiche perché la formazione rosanera al momento è al primo posto della classifica con 12 punti in campionato, 4 su 4, sarebbero 5 su 5, ma chiaramente non contiamo quella vinta contro il Futsal Emilicar, ricordiamo senza classifica. D'altra parte invece l'Oratorio San Giovanni Battista si trova al momento al nono posto in classifica, l'ultima della classe con 3 punti all'attivo. Continuiamo sempre con le nostre statistiche perché abbiamo fortunatamente anche un po' di tempo per poterle raccontare, anche se già gli ospiti sono già in campo. Vediamo Matesi, vediamo Nicchia, anche Capitan Maenza tra i pali, poi con la maglia numero 5 Salvatore Sgroi, e tra i pali dovrebbe trattarsi di Calogero Montalbano, se non abbiamo visto male. Adesso vi daremo anche la conferma. Dunque, dicevamo le statistiche perché il Palermo Futsal Club al momento è il secondo miglior attacco di questo campionato, ma soprattutto la migliore difesa. Questa non è una novità perché ricordiamo che la formazione di mister Gentile anche lo scorso anno ha chiuso come la difesa meno battuta dell'intero campionato. Vuole sicuramente confermare questo trend, vuole chiaramente continuare questo tipo di giocata che è chiaramente difensiva ma senza mai tralasciare l'attacco. Nel frattempo il quintetto iniziale di mister Gentile è quello solito ormai, con Calì tra i pali che oggi sostituisce Gireno che invece ha parato nella scorsa partita, poi La Fiora su John Vivarelli e Lorenzo Chinnici a completare il quintetto. Questa sono gli uomini scelti da mister Natale Gentile. È presente come sempre una grande cornice di pubblico qui al Tocia Stadium per assistere alla partita. Fischio in bocca e inizia anche il match con il primo possesso palla per l'Oratorio San Giovanni Battista, con Matesi che scambia subito con Sgroi. Ecco Matesi. Nicchia prova subito con la tecnica a mettere in difficoltà Luca Vivarelli, che è un giocatore molto offensivo, ma nel corso degli ultime stagioni sta anche migliorando tanto in fase difensiva. La Fiura cerca un velo per Sujon, arriva su Sujon con il tocco morbido, la tocca poi Sgroi per negare il gol, anzi chiedo scusa, Maenza, il capitano, per negare il gol, ma dopo 30 secondi subito la prima occasione con Vivarelli che aveva pescato Sujon con il velo geniale di Vito La Fiora, che nella scorsa partita ha realizzato un gol e 2 assist contro l'Iccarense. Una gara terminata probabilmente alla vigilia, non ci si aspettava un risultato del genere, così sonoro sicuramente. 1-10. Matesi apre dalle parti del compagno, poi rimpallo di Sgroi con Chinnici che è molto bravo a fare toccare per ultimo proprio il numero 5. Sarà dunque rimessa al fondo con Peppe Calì che batte rapidamente Chinnici. Su John, scarica proprio su Chinnici, adesso Vivarelli punta l'uomo, La Fiura guarda la porta, cerca di provare questo tiro con Montalbano. Dunque lui il portiere, ricordiamo sono ben due in distinta, Montalbano e Floridia. La Fiura cerca il tiro col destro, si alza un po' troppo la palla che termina quindi in out dopo il passaggio di Sujon. Maenza invece dall'altra parte l'Oratorio San Giovanni Battista ha perso l'ultimo scontro in casa, tra l'altro affrontando il San Gregorio Papa, che invece affronterà il Palermo Futsal nella prossima giornata di campionato. Settima giornata in quel caso. Intanto su John allarga dalle parti di Vivarelli, aggancio delizioso su John. Chinnici cerca il tocco centrale, sbaglia Matesi, lo pressa anche dando fastidio. Poi La Fiora, Vivarelli cerca un dribbling di troppo, Nicchia lo porta verso l'esterno, poi anche l'ultimo a toccare, dunque rimessa per il Palermo. Chinnici guarda la porta, le finte, va sul destro, poi apre Vivarelli, le finte sul mancino, rientra, casca giù, calcio di punizione molto vicino effettivamente Bianca Castelli, è stata lei designata per questa sfida. Il primo intervento irregolare è di stampo biancorosso, dunque calcio di punizione per il Palermo Futsal Club. Sul punto di battuta vediamo su John, però è facile pronosticare uno schema, uno di quegli schemi tanto provati da mister Gentile, che sappiamo essere un amante degli schemi.
su John, è uno schema infatti, la Fiora cerca la porta, allontana Nicchia che poi non rinvia benissimo, Matesi attacca la porta e contro il portiere, Matesi con la punta, un mix tra punta in realtà e pallonetto con Peppe Calì che era pronto ad intervenire, ma la palla è già terminata in out, dunque si riparte a 1000 in questa partita. Abbiamo visto quindi anche un'azione per la formazione biancorossa con il Palermo che era praticamente tutti in avanti. La Fiera non si era accorto della respinta da parte del suo avversario. Aveva infatti lasciato lì il pallone. Sarà quindi rimessa laterale da zona quasi da rimessa dal fondo con Chinnici che si appoggia subito da Calì. C'è largo Vivarelli su John, sbaglia il tocco di prima, allarga per Maenza, non arriva il capitano, la Fiora invece vuole Chinnici vicino, infatti serve proprio il suo compagno e amico di mille avventure. Trattenuta della maglia, si continua su John, le finte sul mancino, può calciare su John, cosa ha fatto su John? Nasconde la palla e poi col mancino colpisce il palo più lontano ed è 1-0 il risultato. Vantaggio Palermo Futsal Club, lo fa con uno dei uomini più importanti di questa squadra, Ali su John, che aumenta il suo personale score in zona gol. Per lui questa è la quinta partita ed è quinto gol anche. E anche collezionato 5 assist, insomma un giocatore che sembra veramente imprescindibile per Mister Gentile, lo sta dimostrando fin dalla prima sfida, soltanto una gara saltata, quella contro il Futsal Emili, ricordiamo però sempre senza classifica. Chinnici, pressione alta di Matesi, poi sbaglia il tocco, cercare Vito La Fiora, Matesi col mancino, prende in pieno Vivarelli, poi casca giù Matesi, ma sicuramente Matesi sta dimostrando di essere un giocatore che quella maglia la merita, la numero 10, che sta mettendo un po' in difficoltà anche sulla pressione. Su Lorenzo Chinnici è un giocatore che solitamente non va in confusione, ma questa volta sembrava di sé e Matesi sembrerebbe anche averlo capito. Poi in panchina si sta riscaldando nel frattempo Cristian Riccobono, ex calciatore del laboratorio Cosme Damiano. Quest'anno invece ai biancorossi, dopo aver avuto la vittoria del campionato lo scorso anno. Vivarelli si appoggia 1-2 con su John e poi lo riserve, però vittoria di gara ferma tutto, palla già terminata in out, dunque rimessa laterale con Maenza. Nicchia, Maenza, Matesi cerca qualche spazio, trova infatti Nicchia che guarda la porta, poi scontro con Chinnici 2 volte il numero 10, palla in rimessa laterale con Nicchia, la Fiura intercetta il pallone che rimane anche in campo, la Fiura allarga il gioco molto bene, parti su John, c'è l'inserimento del capitano, lui taglia tutto il capo, poi il tacco geniale per Chinnici, allarga Vivarelli, palla ancora sul secondo palo, e questa era una grandissima azione per il Palermo Futsal Club che ha fatto vedere sicuramente una giocata da categoria superiore. Chinnici chiama la guardia Peppe Calì, intanto su John viene pescato sul lato di destra, cerca centralmente la Fiura, attende l'inserimento dei compagni, poi forse perde un tempo di gioco, cerca di scaricare su Vivarelli, palla fuori. Al momento non si riscalda nessuno sulla panchina, dalla panchina del Palermo Futsal Club. Minuto 7 di gioco, vediamo quando Mister Gentile inizierà con i suoi classici campi, ma ormai lo conosciamo, sappiamo che per i primi 15 minuti il quintetto difficilmente lo tocca. Lafilo cerca la porta e con la punta riesce a mettere in difficoltà Montalbano che risponde benissimo. Buona parata qui del portiere Vivarelli, il tocco morbido a cercare Chinnici, si autolancia Maenza, è più veloce, poi cerca il secondo palo, la tocca su John, ma la tocca soprattutto Cali che riparte subito a 1000 con Capitan La Fiura, si gira, fa sul destro, fermato da Maenza, pallone regolare, arpionato dal capitano, poi cerca il tocco, Chinnici si complica tanto la vita, cerca anche il passaggio, trova effettivamente su John, ma palla in rimessa laterale, forse non calcio d'angolo, vediamo invece. E infatti è rimessa laterale, non è calcio d'angolo. Mate si apparecchia calcio col destro, la respinge Lorenzo Chinnici. Frattempo da sottolineare, lo vedete anche nella nostra schermata, Nini Scozza, di come servizio d'ordine
Matesi, intanto il cambio, è arrivato lo spazio per Cristian Riccobono, maglia numero 7 per lui, al suo posto, lasciato invece... Sganna, guarda questo lato, Doro! Vai profondo, allora! Camposgroi, Dove va? Pure tu, Vito! la Fiura rischia tanto, Chinnici, 1-2, palla di ritorno, Riccobono la tiene, ancora la Fiura, cerca una giocata solitaria, ma Matesi lo ferma con astuzia. Maenza vuole il taglio, punta su John, poi cerca di aggrapparsi, palla fuori, rimessa laterale su John, va a prendersi il pallone, nel frattempo fuori Vito la Fiora, dentro Vincenzo Citarda, autore di 4 gol in 5 partite, un grande inizio di stagione per l'ex calciatore del futsal Monreale, è stato sicuramente uno degli arrivi più importanti della campagna acquisti del presidente Pazzaia. Nel tempo si sta riscaldando anche Ciccio Catania. Maenza intanto cerca il porta con il destro, chiude tutto Calì, però su Giovanni e Chinici qua hanno veramente combinata grossissima, consentendo al capitano dell'Autorità San Giovanni Battista di trovare la porta. Poi grande risposta di Calì che torna tra i pali dopo aver riposato nell'ultimo incontro affrontando l'Iccarense, che alla vigilia del match si trattava della capolista. Adesso invece sappiamo che la classifica è cambiata, ed è cambiata sicuramente in favore dei rosanero. È proprio Citarda che è entrato da qualche minuto, è stato autore di una doppietta. Nel tempo sta per entrare anche Ciccio Catania, autore di 2 assist sempre nell'ultimo match, 2 partite, 4 assist, 0 gol. Chissà che non trovi oggi la via del gol, potrebbe essere il primo in maglia rosanero. Vivare cerca l'1-2 con Citarda, palla non passa, poi si allunga la palla, nicchia, cerca il tocco dalle parti di Maenza, un po' di stanchezza, fuori Vivarelli, dentro Ciccio Catania. Questo è il cambio, lo carica subito a dovere Peppe Calì, che sappiamo essere un grande motivatore, oltre che grande portiere e uomo spogliatoio. Su John, tanto mister Gentile a colloquio con Vito La Fiura. Citarda, Catania con l'esterno si appoggia dalle parti di Chinnici, che rischia un poco, adesso qualche errore forse per il 10. Citarda fa come sempre la lotta contro tutti, poi si dimentica il pallone, la tocca Matesi. Dunque palla in rimessa laterale, sempre zona offensiva, sempre proiezione in attacco per gli uomini di mister Gentile che cercano di schiacciare i propri avversari. Su John, destro-sinistro, nasconde la palla come un mago. Su John, ancora sul sinistro, può calciare. Su John, cerca un tiro che quasi stava per diventare un assist dalle parti di Citarda, che scivolata ha provato a replicare quello che ha fatto la scorsa partita. In quel caso fu Catania a trovare una palla incredibile per Citarda, in questo caso invece è stato su John, che però oggi sembra veramente essere in partita. Intanto Riccobono allo spazio, la tocca, nicchia, ma non la controlla. Classe 2005, uno dei giocatori più interessanti di questo campionato. Tanta attenzione invece viene posta sicuramente a Lorenzo Lopez, che lo scorso anno era proprio il capitano dell'oratorio. Intanto su John, tocco morbido per Citarda, la controlla, cerca la porta, e poi Maenza, c'è qualche dubbio sicuramente su come abbia preso questo pallone, non per Bianca Castelli, che ha deciso invece di far continuare l'azione del contropiede. Matesi allarga, Maenza cerca il primo, calcia male, Calì può subito ripartire su John, poi a 1000 Matesi su John, che lancia un'occhiataccia al suo avversario. Diciamo quindi come Lorenzo Lopez sia un grande ex della partita, perché non solo ha giocato con i biancorossi, ma è anche stato capitano, quindi una partita importante. Citarda lotta con le braccia contro Maenza. Catania, Citarda 1-2, Catania ancora cerca i compagni in mezzo, poi riesce a passare il dribbling tentato e riuscito. Maenza, tanto atteggiamento per Citarda, è andato nicchia, la traversa, gancio miracoloso, poi era veramente complicato da mettere giù questo pallone, lui ci è anche riuscito. Poi tanta sfortuna, si salva nel frattempo Peppe Calì. Durante è entrato questi istanti, Maenza cerca il tocco, Sali tutti!
Poi centralmente Nicchia lo tallona su Jonne, vuole la suola, poi trova il compagno, ma trova soprattutto Ciccio Catania che lo anticipa. Palla sulla sinistra con Citarda che rientra, allarga per Catania. Brutto pallone, però buona qui l'idea. Gioca bene il Palermo, ma non riesce a colpire. Minuto 13 di gioco, risultato è di 1-0. Nel frattempo è pronto ad entrare anche Lorenzo Lopez. Ecco l'ex capitano della Torre San Giovanni Battista. Potrebbe lasciare il campo su John, vediamo. Ricco Bono su John, partita perfetta per l'8 su John, guarda la porta, allarga, Citarda, guarda la porta, Citarda, la porta di Montalbano, poi su John ancora l'occasione per Citarda che sbaglia da 2 passi, incredibile doppia occasione per Vincenzo Citarda, ma che palla di su John, che al momento è sicuramente il man of the match. Citarda arriva tante volte sotto porta, manca forse un pizzico di freddezza ed è un grande peccato perché è un giocatore che ha un grande inserimento, riesce sempre a farsi trovare lì davanti, però sbaglia molte volte anche le giocate un po' più semplici perché talvolta quelle più difficili riescono in realtà. Nel frattempo Chinnici si è schierato come laterale destro. Maenza può rientrare, cerca la porta col mancino, casca giù contro Lopez, tutto regolare per Castelli, si continua quindi con Chinnici. Larga il gioco, Catania può attaccare la porta con l'esterno, cerca il passaggio su Citarda, capisce tutto in anticipo Durante, si salva la Torre San Giovanni Battista. Lopez, Chinnici, mezzo a 3 maglie rosse, si appoggia, Catania cerca la porta! E poi una deviazione, calcio d'angolo, ha fatto qui benissimo Catania, calcio di prima intenzione anche per evitare che si potesse posizionare meglio la difesa avversaria. Sarà quindi corner. E invece no, perché rimessa dal fondo, ma la direzione sembra abbastanza evidente in realtà. Nicchia si continua, quindi cerca la porta, tanta potenza, poca precisione. Chinnici, Lopez, Chinnici, classica finta di Chinnici che poi libera Catania, grande qui l'aggancio, può rientrare Catania, sbraccia un po' sul secondo palo e ancora Citarda si divora il gol, ma che palla ha dato Ciccio Catania, che palla, tanta sfortuna per Citarda che non riesce a trovare il gol. Nel frattempo forse un contrasto per Catania, nel frattempo si sta riscaldando anche Gabriele Gennaro che decisamente uno degli acquisti migliori della campagna acquisti, scusate la ripetizione chiaramente, per mister Gentile, però nessuna partita ancora in campo da un infortunio, infatti non gli ha permesso di essere disponibile fino alla 6ª giornata e adesso Gabriele Gennaro è pronto a prendersi il posto, è pronto a giocarsi le sue carte. Come lo scorso campionato sappiamo, più di 60 gol, insomma un giocatore che la porta la conosce veramente meglio delle proprie tasche. Catania si gira, guarda la porta, Catania cerca, Citarda ancora, si divorato anche questa e ancora una volta Catania aveva messo davanti la porta del compagno. Sgroi, Durante, le finte, la palla. Maenza per il compagno, ancora per Durante, Catania non lo fa passare, è un continuo crescendo per Catania. Poi rientra, non abbocca Lorenzo Lopez, infatti poi ecco in campo Gennaro al posto di Citarda. Chinnici allarga per Lopez che può vedere i compagni, torna Tito saggiamente dalle parti di Catania. Gennaro prova a girarsi, viene subito fermato il numero 7, poi sbaglia Nicchia, Gennaro guarda la porta, cerca il tiro con il destro, smorza troppo questa volta. Nel frattempo Maenza colloquio con signora Castelli. Palermo Futsal Club che ha avuto tante occasioni ma ha sbagliato veramente tanto, per Citarda almeno 3 occasioni da gol, tutte divorate incredibilmente, per un giocatore che invece nelle scorse partite ha dimostrato una buonissima fase realizzativa. Gennaro per Catania, adesso ancora Gennaro, Lopez, ecco Gennaro, Chinnici,
Libera ancora Gennaro che può guardare la porta, ci pensa Gennaro con il destro, una bomba tentata da Gabriele Gennaro che diciamo che possiamo dire sembrerebbe essere molto carico perché ha cercato la porta in 2 occasioni, vuole sicuramente farsi vedere oggi, sa che può essere una partita importante, schema, Sgroi, poi Gennaro difende il pallone. Lopez, Chinnici, palla di ritorno per Lorenzo Lopez, il doppio centrale, i 2 Lorenzo. Rientra Chinnici col tacco, elegantissimo come sempre, Lopez per Gennaro, qui si addormenta il 7, Maenza guarda contro la porta e poi Cali chiude ancora una volta, miracoloso Peppe Cali. Sarà dunque rimessa laterale, qui Cali salva tutto, Donatorio però sta continuando ad attaccare, poi Durante, Catania allo spazio, può puntare, salta l'uomo, Catania guarda la porta, Catania sul destro, cerca il tiro, Catania, e poi la respinge Maenza, ma c'è un altro cambio, fuori Ricco Bono, al suo posto entra invece Alessandro Di Vita. Catania cerca l'imbucata in mezzo, Catania alza per Gennaro che chiude sul primo, tante occasioni sprecate, ma quanti palloni invece Catania dà ai compagni, praticamente soltanto da spingere in porta, ne ha creati veramente tanti. Sicuramente il mister Gentile non può che essere felice. Nel frattempo gancio sbagliato di Vita. Catania, Lopez, si addormenta Chinnici, Lopez cerca Gennaro che è in vantaggio, cerca il dribbling, Maenza chiude le gambe, chiude anche la strada, dunque palla in rimessa laterale per il Palermo Futsal Club, sempre da proiezione offensiva. Non ti interessa questo che sta battendo, sa? Chinnici, Vieni! Chinnici, Lopez esce bene dalla pressione, Catania allarga dalle partigiane che può giocare alla porta, Gennaro e chiude Montalbano, l'ennesima palla gol per il Palermo che a differenza dell'ultima gara contro l'Iccarense non sta sfruttando Gennaro, qui lotta e guadagna forse calciazione non per la signora Castelli che invece palla centrale, Gennaro qui va in anticipo e qui mister Gentile è molto contento dell'atteggiamento del numero 7, è la prima partita ma sta facendo vedere che è un giocatore che tiene tanto a questa maglia, che vuole farsi vedere come un giocatore importante per questa rosa. Non lo è stato per le prime partite, ma un infortunio lo ha tenuto lontano e si è tornato però. Vivarelli per Gennaro che lotta, spara alla porta abbastanza vistosamente qui con Sgroi, calcio di punizione, qui tanta astuzia per Gennaro, calcio di punizione, Vivarelli è entrato al posto di Catania, ma nel frattempo vediamo chi calcerà perché Vivarelli da lì potrebbe anche trovare la porta. Nel frattempo Vivarelli con Di Vita si dicono qualcosa ai 2, poi batti 5, tutto ok. Nel frattempo calcio di punizione con Chinnici che potrebbe cercare la porta. Vediamo, Chinnici, uno schema per Lopez, palla sul secondo palo per Vivarelli, poi chiude Maenza, Durante, Sgroi, dribbling su Gennaro, palla centrale, Vivarelli, casca giù Maenza, tocca col braccio ma si continua. Chinnici apre dalle parti di Vivarelli che ci arriva, guarda la porta, Vivarelli, la traversa, beccata dal piccolo numero 6, palla che termina fuori, ma ancora una volta ennesima occasione per i rosanei che non riescono a sfondare. Ci è riuscito soltanto su John con quel tiro improvviso col mancino. No, noi siamo calmi. Quando voi la palla ripeto, le fischia fa. Rimessa laterale. Mainz. Una buona gara per il capitano.
Sbaglia il tocco, Gennaro attende l'arrivo dei compagni, Gennaro va giù, ma si continua, qualche dubbio ancora una volta, poi doppio passo, rientra Chinnici, la tocca, nel frattempo si chiama un time out per l'Oratorio San Giovanni Battista, gara sempre sull'1-0, adesso un minuto di break, qui c'è qualche dubbio sull'intervento su Gennaro che sembrava aver saltato anche piuttosto nettamente il suo avversario, poi è andato giù, ma nessuna decisione di fare un calcio di punizione, dunque sono sempre di 1-0, al momento decide il gol di Sugione con un mancino molto preciso, è riuscito a battere Montalbano che poi invece ha chiuso più volte la porta degli attacchi, tante occasioni per Vincenzo Citarda soprattutto, con diverse palle messe veramente davanti alla porta per Catania, da parte di Catania, che è uno dei migliori insieme a tanto oggi attacca tantissimo sulle fasce, lo sta facendo vedere con Sugione e Catania che sono in un grande momento di forma. Adesso in campo anche Luca Vivarelli, niente spazio per il momento Alessio Neto, ma ci immaginiamo che possa entrare presto. Tempo palla per l'Oratorio San Giovanni Battista che chiaramente ha chiamato il time out. Tempo si rialza dalla panchina il capitano Vito La Fiura. Maenza entra sul mancino, allarga, poi cerca il tiro, la tocca invece Di Vita e la para, poi scontro con Gennaro. Tra Gennaro e Maenza. Poi Gennaro va a dare la mano a Maenza. E calcio di punizione quindi per l'Oratorio San Giovanni Battista. Calì intanto sta sistemando la barriera con Gennaro e Chinnici. Sul punto di battuta va Maenza, capitano dell'Oratorio San Giovanni Battista. Una buona gara, ricordiamo, per lui. Ma se calcia, cerca infatti la porta, prende però molto male. Chinnici. Non sale Lopez, sale invece Gennaro e Vivarelli. Chinnici vuole in mancino, lo trova, cerca di trovare la porta, Montalbano respinge in due tempi e blocca. Di Vita, buono qui il suo lavoro, Maenza prova a girarsi, c'è un po' di difficoltà. Matesi, è entrato negli ultimi minuti, sbuca in mezzo a due, Vivarelli qui chiude, poi Matesi riesce a intercettare Chinnici, poi Durante ancora per Matesi, rientra e sul sinistro, poi sul destro Matesi, scivolata di Chinnici sul pallone. Sarà dunque rimessa per la zona offensiva. Matesi cerca il tiro di prima, Durante prende però abbastanza male. Vivarelli può puntare, Vivarelli sul sinistro, poggia dalle parti di Chinnici, adesso chiama a sé anche Lopez. Chinnici, solita finta, taglia verso il centro del campo, poi si ferma, allarga. Tutti i minuti in campo per Lorenzo Chinnici. Vivarelli sbaglia il tocco, Matesi qui perfetto nel posizionamento, poi va giù Vivarelli, scontro con Maenza. Sì, si teme per la caviglia di Luca Vivarelli che è rimasto a terra. C'è tanta apprensione sia in panchina anche tra gli spalti. Ricordiamo sempre la famiglia di Luca Vivarelli come sempre a seguirlo in ogni partita dentro e fuori casa, una presenza importantissima per il pubblico rosanero che ormai conta tanto anche sul loro supporto. Tempo mani al volto per Luca Vivarelli, tanto dolore. Adesso intervento nel ghiaccio con Ciccio Catania che fa valere anche i suoi studi universitari per
aiutato il compagno, nel frattempo si è rialzato e qui è abbastanza zoppicante. Luca non riesce nemmeno ad appoggiare il piede. Mettato in campo su John al posto di Luca Vivarelli. Nel frattempo Catania esce con la borsa. La Fiura per su John. Si batte rapidamente su John, allarga il gioco. Chinnici. Anche la Fiura per Gennaro. Su John, poi ritorno Chinnici! E non trova la porta per questione veramente di pochissimo. Ma grande azione. Ancora una volta con su John e Chinnici che hanno creato la possibilità del raddoppio, ma ancora una volta tanta sfortuna. Maenza intanto tocca la Fiura, tanti errori in fase di impostazione in realtà per Maenza, che dal punto di vista difensivo in realtà sta chiudendo anche tanto e anche bene, però forse manca qualcosa dal punto di vista dell'impostazione, perché tanti errori sono stati fatti. Qui sbaglia anche Matesi, che invece si è preso la responsabilità di impostare. Manca un minuto alla fine del primo tempo, poi chiaramente qualcosa si recupererà. Su John, allo spazio, allarga Chinnici, Lopez. Adesso si è formato il quintetto finale della partita contro l'Atomo Networks. Ricordiamo vittoria per il risultato di 2-3. Chinnici. La Fiura si gira, cerca il taglio dei compagni, serve Lopez. Lopez! E poi Montalbano. La parata perfetta, voleva colpire la propria ex squadra e non ci è riuscito, ma tanto merito va dato proprio al portiere che ha compiuto un miracolo assoluto. Sarà quindi calcio d'angolo. Questa volta niente imprecisione per il Palermo, tanta sfortuna. Su John, Chinnici, la scivolata di Di Vita che attacca, poi su John ancora una volta. Quanta qualità per su John, che si fa vedere anche con questi recuperi incredibili. La Fiura su John, lascia scorrere, entra da rigore, palla al centro, la Fiura! Ed eccolo! Magia incredibile di Ali su John, e poi a concludere Vito La Fiura, 2-0 al 30esimo. Gli applausi e poi l'esultanza di Vito La Fiura, i cuori, ricordiamo, anzi vi sveliamo il motivo dei cuori a microfoni spenti. Abbiamo chiesto alla Fiura, caso di gol, un'esultanza particolare. Lui ha detto: la dedico a mio figlio Pietro, che è a casa, che la sta seguendo. Oggi non è al campo Pietro, noi chiaramente lo salutiamo, e suo padre Vito gli ha dedicato anche questo gol. 2-0 risultato, minuto 31 di gioco. Matesi, Durante, pressione di La Fiura. Su John, anticipa ancora Matesi, su John, cerca il secondo palo, non trova La Fiura, stava per arrivare Chinnici, ma per questione di centimetri non ha agganciato la palla. 2-0 risultato. Il cambio con su John in campo chiaramente ha portato un gol, ma non è più una novità per lui. 5 gol, 6 assist in questa stagione. Matesi in una bocca, Chinnici, Maenza, Matesi inseguito su John. L'ultimo tocco è proprio del giocatore rosanero, ma finisce così il primo tempo. Risultato di 2-0 per il Palermo Futsal Club. Decide al momento il gol di Alisu John con il mancino, poi sempre con lo stesso piede una palla sul secondo palo dove è sbucato come un fantasma Vito La Fiura. Noi come sempre ci salutiamo, ma soltanto per qualche istante, perché sempre qui sui canali di Sportissimi il secondo tempo della sfida. A dopo. San Giorgio Piana e Casteltermini che si ritrovano contro subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno, ma oggi è tutt'altra storia, si parte dallo 0-0. Duro Giovenco 1-2 che si concretizza, ancora Duro sul fondo, la palla in mezzo, attenzione, il tiro! Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! A fondo, una bella azione, 1-2, Giovenco Duro in velocità, palla in mezzo. Vedere Sanyong che la controlla, Giovenco, il cross in mezzo è buono, attenzione, il colpo di testa ancora di Ciancimino. Per Serio, salta l'uomo, attenzione, 4 contro 4, Serio, si gira, Serio cerca il destro, il tiro! Traverso incredibile, la palla rimane lì.
Tanto Ciancimino per Serio, attenzione, scappa dall'altra parte. Sané, salta l'uomo Sané. Cosa ha sbagliato Sanyong? Attenzione Serio, bella la palla in profondità per Duro, si va a vedere pure Ciancimino e Camiolo Duro in mezzo. Sané la mette dentro ed è 2-0. È il secondo assist di Duro, Giorgio, un 2-0 meritatissimo. 2-0 di Sané che trova il gol meritato, perché sta facendo una grande partita Sané. Attenzione, intanto la palla lunga che rimane in aria, Tarantino di testa riesce a metterla fuori. Ancora Belmonte qui, bravissimo Belmonte. A uscire sul numero 7. La lascia Giovenco e possiamo ripartire. Ha problemi, quando invece il risultato è perduto. Attenzione qua, palla per Jack, per Sané. Sané la mette in mezzo, è lunghissima. Verso Ciancimino, che però riesce a controllarla. Duro per Camiolo la mette giù. Camiolo che può puntare. C'è Jack Serio, palla per Jack Serio che si può girare al limite dell'area, tiro di Jack! Traversa di nuovo, incredibile Serio da fermo. E poi Giovenco! E qua la parata. Attenzione qua. Anticipato, Zappula può ripartire Casteltermini ancora con il numero 14. Serio che va a pressare, attenzione numero 6, in aria il destro! Incredibile ripartenza del Casteltermini, Giorgio vicinissimi al gol dell'1-2. Può salire, vediamo Giovenco sale. Il treno è partito. Qui una... La mette in mezzo Giovenco dove c'è Fabrizio Montoro di testa! Palla salvata sulla linea, incredibile, attenzione, poi lì un contatto. Bravo, che Duro, che possiamo ripartire 3 contro 1, Giorgio, Sané, 3 contro 1. C'è Serio contro il numero 5. Palla di Sané per Serio, che sia tu per tu. Serio! Inchino alla curva di Jack Serio, è 3-0. Gabriele Rubino alza la testa perché? Cerca questa palla verso Serio. Poi Porcelli che palla per Serio. Porcelli, Serio, il destro! Jack! Serio, che gol ragazzi, che Vorrei gol! sottolineare anche la palla di Porcelli, ma dopo un gol così che gol di in secondo Serio. piano anche l'assist. Che gol di Ma era Serio! stato bravissimo. Cerca di girarsi, chiude ancora il numero 4, questa volta cerca una giocata impossibile. Porcelli ottima la illumina palla. per Spina. Su Spina. Cade Scivola. Sané, ma perché cade sempre? C'è la palla per Duro, cerca il destro! Ed è gol! Che gol di Duro, meritato. Ed è gol! Ed è gol! Non abbiamo più dubbi, Giorgio, uomo partita Duro. Uomo partita Duro. Ha superato. Vanno, Bel cross di la mette in mezzo. Palla messa fuori da Casteltermini. Fischia l'arbitro. Triplice fischio. Dunque, finisce 5-0 per la squadra di casa. Il San Giorgio batte 5-0 il Casteltermini. Una partita che non senza senso. Amici del Calcio a 5 per Sport Isili, benvenuti in questa nuova giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Si scontreranno due squadre, Futsal Emiri e Sport Club Giudecca. E Termini ancora in possesso palla per gli Emiri, in sovrapposizione esercizio Ceramitaro! Ed è subito il gol! Danilo Ceramitaro, il numero 4, pam pam, 1-0. Grande fisico, riesce a destabilizzare l'avversario. Ancora però possesso palla degli ospiti. Palla in mezzo, Angileri può puntare e tirare. Esterno di Angileri. Deviazione e può andare Termini. Aspetta sovrapposizione di Ceramitaro. Termini, viene servito proprio Ceramitaro. Il tiro! Il compagno di reparto Margaiotti. Margaiotti palla lunga, Safina palleggio, prova a girare il pallone, spaccata, Renicella respinge K prova l'imbucata in mezzo, Parisi allo spazio, non tira, preferisce temporeggiare, palla in mezzo interessante per Sciacca, dentro, esterno alla rete. Giudecca ancora Margaiotti, dribbling supera, si gira, sfrutta bene il colpo e il tiro, respinta Safina col tacco, ancora indietro, Margaiotti il tiro, trova il gol, sotto le gambe del portiere, ed è Emiri 1. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra Palermo Futsal Club e Oratorio San Giovanni Battista. Risultato di 2-0 per la compagine rosanero. Decidono il momento di gol di Sujon e La Fiura. Lo stesso Sujon è entrato anche nel secondo gol, in quanto ha realizzato l'assist per la rete sotto porta di Vito La Fiura. Nel frattempo c'è subito un cambio perché
non c'è Luca Vivarelli, che nel frattempo però vi aggiorniamo sulle sue condizioni, si è rialzato, sta bene, però al momento rimane fuori. Al suo posto c'è invece Alessio Leto. Poi stesso quintetto con Chinnici, Calì, su John e La Fiura. D'altra parte invece Nicchia, Matesi, Sgroi, anzi no, scusa, Durante e Maenza con tra i pali sempre Montalbano, che sta ben figurando, sicuramente 6 milioni in campo al momento potrebbe essere su John. Dall'altra parte sicuramente non ci sono dubbi, perché Montalbano ha regalato diverse parate importanti. Tanto Maenza si allunga su John, poi il contrasto di Leto si presenta benissimo in partita. La Fiura vede i compagni, trova su John, rientra col mancino. La Fiura, palla sotto la suola. Chinnici, c'è l'inserimento di su John, non lo serve, torna su La Fiura. Chinnici si allarga Leto, l'anticipo di Matesi, buono qui su John. Maenza col mancino, apre dalle parti Durante, c'è spazio per Nicchia che cerca di colpire la palla con la punta addirittura, ma era molto complicato. Su John, La Fiura, c'è l'inserimento di Leto, lui torna e rimane lì. Su John, Chinnici, poi Leto lotta con Matesi, l'ultimo tocco è proprio del giocatore rosanero. Matesi, ricordiamo iniziato la stagione con il 3M Calcio a 5, altra squadra che seguiamo noi di Sportisili, campionato di C1 in quel caso. Tanto Cali fa subito ripartire Leto, c'è spazio, ecco Alessio Leto che cerca il traversone in mezzo, poi la tocca Maenza, stava per arrivare La Fiura. Qui palla ottima da parte del numero 14 che è entrato molto bene in partita. Su John, Chinnici, palla per Leto, palla di ritorno per su John, era una grande idea, bel pallone in mezzo, non ci è arrivato però il numero 8 che si era anche inserito con i tempi giusti. Maenza, Nicchia, può puntare l'uomo, ecco il classe 2005, salta Leto, poi cerca la porta, non la trova, ma ancora una volta sempre pericolosissimo il numero 9, che nel primo tempo era in realtà un po' spento, ma in questo secondo sembrerebbe aver iniziato con il piglio giusto. Su John, Chinnici rischia un poco contro Nicchia, se la porta infatti in rimessa laterale. Matesi, Maenza, Matesi con il tocco a cercare Chinnici, anzi a cercare chiaramente Durante, ma trova Chinnici, poi su John sbuca sempre Chinnici, allarga dalle parti di Leto che può cercare la porta. Leto cerca i compagni, La Fiura, sempre Leto, palla sul secondo palo, trova però Maenza che mette una pezza e riparte in velocità, si autolancia Leto, perfetto in fase difensiva. Su John, guarda i compagni, su John, allarga per La Fiura e poi Matesi mette in calcio d'angolo, è partito benissimo Leto, allarga Chinnici, ma nel frattempo stava continuando, gli diceva anche trovato il gol, però giocava fermo, però aveva continuato a giocare, trovando anche il tris con Lorenzo Chinnici, però chiaramente Montalbano si era anche fermato, quindi. Tanto cartellino giallo per Maenza. Sarà calcio d'angolo con su John, schema per La Fiura e poi la tocca ancora Maenza che si sostituisce a Montalbano. Palla centrale, Matesi di prima, molto intelligente Leto, poi con l'esterno, grande inizio di partita per Leto. Su John,
si ferma, vuole il tocco, poi sul sinistro viene murato su John, ancora su John e l'allarga un po' troppo questa volta col sinistro. Occasione nuovamente importante per il Rosaneo che non riescono a trovare il tris. Durante per Nicchia, portava verso l'esterno, chi dice lo va a tallonare questo contrasto. Poi cerca di trovare la porta, poi chiama uno schema. La palla! Non te la danno! Oh, stiamo attenti, raga! C'era quindi corner. Alza per la palombella, Maenza la controlla, poi Matesi non riesce ad impattare ed è subito a contropiede con su John. Dall'altra parte c'è la Fiura, lo trova la Fiura, il dribbling, poi Montalbano aveva un tocco irregolare che però non è stato ravvisato dal direttore di gara. Intanto si continua, Maenza al momento l'unico ammonito di questa partita. Matesi sbaglia il tocco, Chinnici c'è dall'altra parte la Fiura, potrebbe servirlo, non lo fa. Chinnici, c'è l'inserimento di Leto, la Fiura guarda la porta, cerca il tiro, Montalbano qui nega il passaggio però a Chinnici che poteva trovare la porta con più facilità. Nicchia conta su John, lo ferma ancora in maniera regolare il numero 8, riparte il Palermo con Chinnici che può allargare, cerca forse la porta e non trova il primo palo. C'era comunque Montalbano che lo stava comunque coprendo molto bene. Rimessa tutta rapidamente da Montalbano dalle parti di Durante. Poi sbaglia il tocco. Matesi non aveva seguito il compagno. Letto per Chinnici. Chinnici. Poi la Fiura qui, pressione molto alta. È riuscito anche a rubare il pallone a Nicchia, che però si è salvato. Dunque sarà rimessa laterale sempre per l'autorio San Giovanni Battista con Maenza. Matesi, elegante, Nicchia cerca di tiro con la punta, viene fermato, poi Chinnici allarga, Leto può puntare la porta, si ferma saggiamente e torna dalle parti di La Fiura su John. Chinnici prova a fare tornare il pallone, poi Durante anticipa anche il suo portiere, poi finta con la suola su Chinnici, va giù, calcio di punizione. Fuori Matesi, dentro Cristian Riccobono. Lo so, però io l'ho detto. Dagli il campo a data, ma chi muore per ritornare? Facci il segnale, dico dammela qua. Dai ragazzi! Sarà quindi calcio di punizione. Maenza sul punto di battuta va a centrare, cercare Nicchia, prova a girarsi, mezzo a due, poi una volta Chinnici lotta da terra, poi Nicchia, va di ritorno Nicchia ancora e poi viene fermato da un super Lorenzo Chinnici, riparte il contropiede, salta Riccobono, poi viene anche pressato da Nicchia, 2 volte Chinnici. Leto scarica e poi si inserisce la Fiura, palla in cassaforte. Chinnici ancora una volta molto elegante, la Fiura, Leto, poi sbaglia col sinistro, poteva sicuramente servire Calì. Riccobono, palla di ritorno di Nicchia, sempre Cristian Riccobono che può cercare la porta e ci prova, deviazione, calcio d'angolo. Sarà dunque corner per l'oratore San Giovanni Battista. Maenza allarga, Nicchia, le finte, poi serve Riccobono, palla di ritorno, ancora una volta Nicchia, cerca il fondo, trova però un super Chinnici. Maenza
scarica dalle parti di Durante, che cerca la porta, non la trova, nel frattempo si riscaldano Catania e Lopez, poi Caliva direttamente fuori. Oh, va a prendere palla, Ale! Arriva da dietro! Palla con l'esterno, Nicchia prova a girarsi, il taglio era giusto, qui la palla non aveva seguito invece il compagno Riccobono, perché la palla di Nicchia era assolutamente corretta. Nel frattempo fuori Lorenzo Chinnici, dentro Catania, fuori anche Leto per Lopez, quindi dunque Lopez si schiera centralmente al posto di Chinnici, Catania invece va sul fascia destra. Adesso con su John e Catania ci sono tanti palloni che la Fiera potrebbe prendere, vediamo se li sfrutterà. Catania, Lopez su John, va di ritorno, Lopez ancora prova a inserirsi da solo, poi viene fermato Nicchia, non la tocca la Fiura, poi Catania si mette davanti con il fisico, in mezzo a due Catania, ma si continua, tutto regolare, Riccobono, guarda la porta, calcia! E qui se avesse passato il pallone a Nicchia si sarebbe trovato davanti la porta contro Canello, invece ha cercato la porta, deviazione, calcio d'angolo. Non forzare, Andrea! Riccobono, Maenza, le finte, rientra sul sinistro, cerca la porta! E poi forse un tocco ed è gol del 2-1, lo riapre Maenza. Nicchia va a prendersi il pallone. Adesso la gara è aperta più che mai a tutti i risultati. La Fiura abbastanza sconsolato, scarica su Lopez, su John. Catania sta continuando il suo riscaldamento, Citarda. Catania su John, l'anticipo di Riccobono. Catania, la Fiura, guarda il taglio, Catania salta l'uomo, poi rientra, il tocco sulla Fiura che potrebbe allargare, ci pensa un attimo, perde un po' di tempo, poi la Fiura calcia col mancino, palla in calcio d'angolo. Qui se avesse aperto dalle parti su John probabilmente avrebbe trovato un compagno messo meglio. Catania, schema, la Fiura cerca centralmente Lopez, lo trova, poi si appoggia su John, vuole il mancino su John, sterzata, Catania di prima, Lopez, la Fiura prova a girarsi, poi Catania, imbucata centrale, non passa però sui compagni in maglia rosanero, su John, la Fiura fa perno sul fisico, vuole la sponda, Lopez, tanta potenza però poi su John per la Fiura, Sgroi cambia tutto per Riccobono, poi Catania chiude molto bene, nel frattempo fallo cumulativo per l'intervento irregolare da parte del difensore sulla Fiura. Nel frattempo fuori la Fiura, dentro Citarda. Mister Gentile vuole dare maggiore pressione adesso con l'ingresso di Citarda, che si è divorato diverse occasioni importanti in corso di questa partita. Catania intanto, Citarda. Cosa si rifà? Citarda in mezzo a due, adesso passa Citarda, salta l'uomo, Citarda! Casca giù, calcio di rigore qui. Citarda era riuscito ad entrare dentro l'area di rigore. Invece no, calcio di punizione forse. Invece no, calcio di punizione, dunque non calcio di rigore. Poi Sgroi allontana la sfera, c'è tanta confusione in campo adesso che non si era nemmeno capita
La decisione da parte del direttore di gara sembrava potesse aver dato il calcio di rigore indicando il dischetto, ma non è stato così. Poi Citarda lotta con Maenza che fa una buonissima chiusura, il capitano, grande partita. Poi Citarda lotta, riesce anche a levare il pallone su John, Catania, arrivare ancora lì la palla e poi nicchia, la tocca e mette in rimessa laterale. Ma partita dove non c'è veramente un'interruzione, un arbitraggio molto all'inglese oggi. Catania su John, sbaglia il tocco anche lui. Maenza, Ricco Bono. Poi Sgroi intercetta Lopez. Al tempo si chiedeva un tocco con il braccio per da parte di Ciccio Catania. Ricco Bono cerca la porta, Calì blocca senza troppi problemi su John. C'è lo scatto di Citarda che riceve adesso il pallone, il taglio di Catania. Citarda allarga dalle parti di Lopez, può rientrare, ecco su John, ha lo spazio, va sul mancino, cerca la porta, viene fermato da Maenza. Una grande partita per il capitano. Vogliono questi, raga, vogliono questi. Non c'è motivo. Su John col tacco, poi sbaglia qui Lopez. Adesso c'è veramente tanta confusione in casa Palermo. Nicchia vuole il dribbling, Ricco riesce a passare, poi la tocca Lopez, poi si chiede un tocco con il braccio. Sarà quindi calcio d'angolo con Calì che sta comandando i suoi a rientrare in partita. Catania nasconde il pallone su Ricco Bono, poi apre per Citarda che la controlla con la testa, la tiene anche in campo. Citarda attacca la porta, Citarda! E ancora una volta super Montalbano, che sicuramente è uno dei migliori in campo quest'oggi. Minuto 46. Signore, guarda dove sale, Totò. Guarda dove sale, Totò. Alza la palla. Calì con le mani dalle parti di Lopez, grande ex della partita. Catania su John, palla di ritorno, Catania ancora per su John, dialogano benissimo i due. Poi viene così preso dal suo avversario, su John, sta tutti su John, la palla poi Citarda con la testa e l'ultimo tocco sembrava poter essere di Maenza. Citarda intanto è rimasto giù, scontro con il suo avversario dopo aver tentato un colpo di testa. Dovrebbe essere calcio d'angolo. Del calcio d'angolo con Suggione, infatti va a chiamarlo fuori Lopez, dentro Chinnici. Dunque questo è il cambio, adesso è rientrato il 10 Lorenzo Chinnici in un momento di forma incredibile. Su John per Catania che cerca la porta, si stende molto bene qui Montalbano. Poi Catania l'anticipo su Ricco Bono, Sgroi, Maenza, poi Sgroi cerca il tocco dalle parti di Ricco Bono, non si sono capiti i due e dunque rimessa laterale con Catania che va a lungo a cercare Citarda, poi e qua c'è veramente più di un dubbio con Citarda che sicuramente si è messo davanti con il corpo su Maenza. Questo sembrava sicuramente un calcio di punizione, però non sarà quindi rimessa dal fondo. No, il gioco riparte direttamente dalle mani di Montalbano che allarga su Sgroi, poi l'anticipo di Chinnici, c'è una probabile trattenuta, però poi il dribbling, Ricco Bono, lottano, tunnel su John, poi Citarda fa un buonissimo ripiegamento difensivo, al tempo che Chinnici si era fermato per una trattenuta che però non è stata ravvisata dal direttore di gara. Citarda lotta, questa volta invece è il calcio di punizione.
Chinnici cerca una posizione migliore, ci tarda. Chinnici per Sujon, palla perfetta, Sujon mette il secondo palo, Maenza la tocca e la riesce a recuperare. Maenza guarda la porta e con la punta, forse con l'esterno per essere più corretti, non trova la porta, ma questa è una grande occasione per il capitano che spreca. Cali sbaglia il tocco, Riccobono, poi Catania nasconde la palla, Catania vuole il tunnel, poi si scontra con i due avversari, Riccobono se la allunga con Chinnici che saggiamente decide di lasciarla scorrere dalle parti del portierone Cali. Chinnici, Catania, Occhio a destra, Clé! Catania centralmente Sujon col tacco molto elegante, adesso doppio passo, allarga il gioco, potrebbe ridargliela, lo fa, Catania salta Catania! Ed eccolo il primo gol di Francesco Catania, perfetto il dialogo con Ali Sujon ed è 3-1 il risultato. Ha nascosto la palla Catania, poi applausi, ma si rimerita veramente tutti. 3-1 il risultato nel momento probabilmente più complicato per il rosanero. Frattempo cambio con la Fiura che è rientrato in campo, intanto cerca la conclusione Nicchia con Cali, poi Chinnici, Catania, riecco la Fiura che poi si ferma, allarga Sujon, Catania vuole il dribbling, questa volta sbaglia Maenza, Nicchia serve Riccobono, passa via il secondo palla ancora in mezzo e qui Chinnici salva un gol perché da quella distanza Nicchia avrebbe chiaramente trovato la porta. Chinnici è stato però bravissimo a intervenire, poi Matesi cerca il primo, palla in primo palo, nel frattempo dentro Lopez, fuori Catania, molto stanco effettivamente il numero 20 dopo aver trovato il gol del 3-1 su una palla meravigliosa di Sujon. La Fiura di prima a liberare Lopez che cerca il secondo palo, trova però Maenza sempre molto attento su questi palloni sul secondo palo. Si sale subito, si sale subito. Questo è calcio d'angolo con Sujon. Poi Chinnici col mancino ha provato il tap-in e ancora calcio d'angolo. Va sempre Sujon sul punto di battuta, va col destro con la punta, poi Chinnici il palo due volte, poi non riesce a calciare, si chiede anche un tocco col braccio, tutto regolare, poi Sujon, Lopez, tunnel, si riparte con Nicchia, la Fiura lotta, poi Sujon sempre Nicchia e ancora una volta la Fiura, questa volta a guadagnare il possesso con il fisico, la Fiura rabbioso cerca la porta. Riccobono che può puntare su Sujon, l'anticipo di Lopez su Nicchia due volte, poi il rimpallo non lo favorisce, Sujon ancora una volta e Cali. La Fiura si chiedeva un retropassaggio ma era chiaramente un contrasto in questo caso. Chinnici può cercare i compagni, trova in mezzo Sujon, guarda la porta Sujon per la Fiura, qui si divora il gol del Palermo, tanta superficialità, poi cerca la porta Nicchia che apre un po' troppo contro Cali, ma qui tanta, troppa probabilmente superficialità per i rosanero con Sujon e la Fiura che hanno sfruttato malissimo il 4 contro 1, frattempo casca giù Sujon e calcio di punizione. Va Lopez sul punto di battuta, va lungo a cercare la Fiura, palla molto complicata. Matesi, Riccobono, gara ferma sul 3-1, una gara molto equilibrata nonostante oggi ad affrontarsi ci siano la prima della classe e l'ultima. Gara molto equilibrata in realtà, quindi non bisogna mai lasciarsi anche condizionare dalla classifica, perché allora San Giovanni Battista, nonostante l'ultima posizione, sta veramente facendo una partita super. Sujon c'ha spazio, cerca il secondo palo, la Fiura salta del portiere, eccolo, l'esultanza, la rabbia
come un leone, Vito La Fiura fa 4-1, ma ancora una volta grande palla di Sujon. Cala quindi il poker, la formazione rosanero, probabilmente nel momento più complicato della partita, prima Catania, poi La Fiura a mettere un'ipoteca su questa partita. Mancano 5 minuti. Riccobono cerca l'imbucata per Matesi, palla che però non arriva. Nel frattempo è uscito dal campo il capitano Maenza, buonissima partita da parte sua. Adesso il centrale invece è Riccobono che andrà a marcare Vito La Fiura. Non un lavoro facile. Sujon. Vita perfetta per lui, La Fiura. Chinnici. La Fiura. Cerca il tunnel. Matesi non abbocca. Sujon. Allarga Lopez. Poi viene tallonato dalla pressione di Nicchia. Chinnici. Ancora la forza per saltare l'uomo. Poi anche con un pizzico di fortuna, con un po' di rimpallo. Poi il tunnel di Chinnici. Che giocata ancora. Poi Sujon nasconde il pallone. La Fiura qui nasconde la palla. La formazione rosanero. Chinnici vuole il mancino, lo trova, poi rientra. Non ha nessun compagno però. Poi prova a fare tutto solo. Matesi ha la meglio, poi La Fiura cerca di tornare alla porta, poi un rimpallo lo favorisce. La Fiura si allarga, guarda la porta e calcia. Voleva il secondo palo, effettivamente non è giusta qui l'idea da parte del capitano rosanero. Sujon non ha seguito, ma anche un pizzico di stanchezza. Mancano 4 minuti, sono stati già giocati 56. Poi Chinnici in anticipo, è più veloce. Gara un po' opaca per Riccobono, che chiaramente è un giocatore molto importante, lo conosciamo, abbiamo visto giocare forse in questi ultimi anni con l'allenatore Cosme Damiano. Oggi però forse è una partita un po' al di sotto delle sue capacità, che rimangono comunque molto alte. Sujon, c'è l'inserimento di Lopez, lo serve Lopez, guarda Lopez! E Montalbano risponde ancora presente. Sujon può servire con il compagno, Sujon per Lopez ancora, e poi salva tutto Durante con un pallone perfetto in scivolata. Poi Riccobono riceve la sfera, può puntare l'uomo, Riccobono con la punta, prende molto male La Fiura. Poi si gira La Fiura sbracciando contro Riccobono. Sujon batte rapidamente per Chinnici, si continua, palla in mezzo per Sujon e poi il palo da 2 passi. Si è divorato il gol il Palermo. Però effettivamente il gioco era fermo. Con Riccobono che era effettivamente giù. Con il mister Gentile infatti si scusa con il tecnico avversario. Riccobono è ancora giù. La tesi infatti di mister Gentile è quella di non aver visto effettivamente il giocatore. Finisce invece a dire che Riccobono si era già alzato, poi si è messo a terra, ma chiaramente noi stiamo commentando l'azione successiva, quindi non ci siamo effettivamente accorti della sua presenza in zona in stazione retta. Chiaramente gioco fermo. Gioca ancora fermo, minuto 58, mancano qualche minuto. Nel frattempo è pronto a entrare Gabriele Cirafici, sta completando il suo riscaldamento, qualche minuto anche per lui, per il mancino. Vediamo se al posto di Chinnici magari tutti attorno.
ma Riccobono, che dovrebbe aver preso una manata, forse nel tentativo della Fiora di girarsi, potrebbe averlo colpito al volto. Questa dovrebbe essere stata la dinamica. Però forse potrebbe anche essere stato in realtà sulla bocca dello stomaco, perché sembrerebbe avere qualche difficoltà a respirare, quindi Durante si ricomincia dunque minuto 60, ma almeno 4 minuti da recuperare sicuramente ci saranno, forse qualcosa in più per qualche interruzione, dunque almeno ci aspettiamo 5 minuti da commentare. Cali intanto con le mani. Lopez, Chinnici su John, il rilancio per Lopez, non lo segue Nicchio, lo segue adesso. Lopez rientra, Chinnici nasconde il pallone, Chinnici allarga su John per la Fiura che può cercare la porta, la Fiura poi trova Montalbano sulla linea, molto bravo qui a chiudere sulla possibile tripletta. Sono 3 minuti di recupero. La Fiura, Chinnici allarga ancora per la Fiura, l'anticipo perfetto di Matesi, poi Maenza che è rientrato in campo. Matesi punta la Fiura, poi cerca la punta e con la titolare attraversa a negare il gol, perché aveva trovato una traiettoria veramente super qui Matesi. Potrebbe mettere in campo Ciravici e poi la traversa replicata da Vito La Fiora, che ha risposto così a Matesi. Maenza, infatti commentavamo l'ingresso in campo di Ciravici per gli ultimi minuti al posto di su John, dunque non per Chinnici, che continua a rimanere in campo quasi tutti i minuti per lui. Gara che terminerà al minuto 64. Ciravici con la punta cerca un tocco per la Fiura, ma palla che termina fuori. Matesi allarga, Maenza pressione, poi la tocca Chinnici, c'è spazio per un'altra occasione, allarga sul sinistro, c'è Lopez, secondo palo, la Fiura, la carezza, vuole il sinistro, poi il destro, la Fiura cerca il tiro, Montalbano chiude molto bene, poi la tiene ancora in campo il numero 11. La Fiura vuole un tocco sui compagni, trova soltanto Gabriele Cirafici, nasconde la palla, il tunnel di Cirafici che riesce anche a passare, Cirafici col destro e poi Montalbano, ma che giocata di Gabriele Cirafici qui, una delle sue solite giocate, fermarsi per poi sterzare. Chinnici la tiene in campo, soprattutto per qualche istante, palla in corner. Cirafici sbaglia il tocco, poi Durante. Matesi rientra, salta Cirafici, cerca il secondo palo, la tocca, l'alza, poi Maenza, poi trova una sponda per Matesi, poi si fanno un cenno d'intesa i due, non si sono capiti, però l'idea effettivamente era corretta, a parte del capitano, quella di poi fare calciare il 10. La Fiora per Chinnici, la Fiora guarda la porta, apparecchia per Cirafici, cerca con il destro il secondo palo, tocca male, ma non è il suo piede, però va bene così, finisce la partita, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 4-1 e sale a quota 15 in campionato. Una vittoria molto sofferta, ricordando anche chiaramente la classifica che dava la formazione Asenero super favorita, vista la classifica che li vedeva al primo posto contro l'ultimo invece per la Toro San Giovanni Battista, ma il campo poi ci ha regalato una grande prestazione da entrambe le parti. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia come sempre. Qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio e come sempre alla prossima.